Oh! Uno, due, tre, ed è morto! Ripeti. Ancora? Sì, ancora. Orazio ha fatto le scale, è arrivato sul pianerottolo e ha incontrato Flaminia, che è stato un coltello e l'ha coltellato 3 volte. 1, 2, 3, ed è morto! Ripeti. Ancora? Sì, ancora. Orazio ha fatto le scale, è arrivato sul pianerottolo e ha incontrato Flaminia, che è stato un coltello e l'ha coltellato 3 volte. 1, 2, 3, ed è morto! Flaminia! Eccomi! Siete stata voi a fare questo? Sì, sono stata io. E perché mai? Per solidarietà femminile. Spiegatevi. Orazio mi ha raccontato che vi avrebbe sposata Isabella. Sì, è vero. E che dopo il matrimonio vi avrebbe ammazzata. Ammazzata? Sì. Come? Avvelenando la torta nuziale. Avvelenando la torta nuziale? Sì. Avrebbe fatto questo? Sì, avrebbe fatto questo. Allora, io l'ho atteso sul pianerottolo. Ho preso un coltello e gli ho sferrato 3 coltellate, Isabella. Una per voi, Isabella. Già. Una per me, Flaminia. Già. E una per tutti quegli uomini, coraggiosi con la spada, ma vigliacchi nel sentimento. Già. Ma chi vi ha chiesto di farlo? Se volete sapere chi le ha chiesto di farlo, siete tutti invitati ad assistere ad una rappresentazione di La pazzia di Isabella! presentata da I partecipanti allo stage internazionale di commedia dell'arte! Da Chioggia a Versailles, Europa in maschera! Dove? All'Università Popolare! in via Cesare Battisti. A che ora? Alle 19! E quando? Questa Stasera, sabato